l'hai già messa? E dunque si riparte dall'1:09.73 di Fiammetta Artioli, che è il miglior tempo fino a questo momento. La prima serie è partita, il primato della manifestazione risale al 2007, 1:04.09, firmato Aglaia Pezzato. Un tempo che sembra inarrivabile per le 8 atlete in vasca, mentre la Foradori fa valere la sua velocità, la sua doti di velocista, e va a prendersi il passaggio nei primi 50 metri. Insieme a lei c'è dalla sesta corsia Paola Baro, quindi Foradori in 3, 33,58, però il tempo migliore che arriva dalla settima corsia Roberta Corazza per il Rovigo Nuoto. A metà gara Corazza, Foradori nell'ordine. Andiamo a vedere quest'ultima vasca finale, vasca conclusiva di questi 100 dorso ragazzi, che vanno a decretare la vincitrice. Ancora a distanza il duello Foradori-Corazza, con la Cordiali che risale. Foradori che va alla vittoria, 1:09.61 per l'atleta del 2001 team, con 1:10.40.